Il presidente vincente, con una percentuale del 45% di voti, si assicura il 65% dei seggi, cioè un premio del 20%. Non si è mai visto nemmeno nel Porcellum, che tutti hanno criticato, che arrivava al 55%. Chiaro che i motivi sono di altro genere, tutti interni alle baruffe nella maggioranza, che così verrebbero ridimensionate dai numeri dei seggi. Non c'è un problema di produttività del Consiglio regionale, il premio attuale è adeguato, permette a chi vince di governare e permette a chi perde di fare l'opposizione, come è giusto sia in un sistema democratico. Un po' di maggioritario fa bene, lo vediamo nei comuni, troppo maggioritario uccide la democrazia. Zaia vuole avere i numeri anche nella prossima legislatura per poter governare senza Forza Italia. Quello che non riescono a fare a Roma, cioè sganciarsi dal papà Berlusconi, lo vogliono fare qui in Veneto. Noi riteniamo che non era necessario intervenire su questa legge. La maggioranza attualmente ha i numeri per procedere con tutti i provvedimenti, i numeri dell'Aula sono chiari. Noi proporremo che in questa modifica Zaia porti avanti quella che è la nostra proposta, ovvero trasferiamo in regione quella che è la legge che attualmente serve per eleggere i sindaci sopra i 15.000 abitanti, ovvero avere il ballottaggio. La Regione Toscana lo fa, con il ballottaggio allora sì che si vedrà chi veramente merita di governare. Sono certo che però Zaia non vorrà mai portare avanti una proposta come questa, che sicuramente non lo farà governare, tagliare nastri e guidare ruspe, quindi inaugurare cantieri come sta facendo ora in questa legislatura. Chi ha vinto le elezioni pensa di poter fare calare l'asso pigliatutto. Zaia vuole calare l'asso pigliatutto, riduce la possibilità di rappresentanza dell'opposizione e va a una percentuale, il 65%, che nelle altre regioni non esiste. In nessuna regione è stato applicato questa percentuale di premio di maggioranza a una maggioranza che sta sotto addirittura il 50%. Quindi si tratta di un atto di arroganza, pretendono di avere, come nella Prima Repubblica, la possibilità di candidarsi in tutte e 7 le circoscrizioni, il Presidente della Regione può candidarsi in tutti i collegi provinciali e addirittura si ritorna a fare consigliere regionale e contemporaneamente il consigliere comunale, accumulo di cariche. È proprio il peggio della Prima Repubblica, è proprio una legge truffa.